Allora, Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della Polizia di Stato, è qui con noi. Ma io, guardi, sa cosa penso? Che siamo stati fortunati di avere un questore, Odorisio, che mette in pratica le leggi già esistenti. Io vedo che ogni volta che prendono un delinquente che è venuto qui a spacciare, lo caricano, lo portano a Bari. Perché prima non si faceva questo? Perché non c'erano i mezzi o perché i questori facevano altro? Ma che facessero altro? Altro dico lavoro, ecco. Però rimettere in libertà uno che per 19 volte ha commesso dei delitti e poi arriva questo questore, lo prende e lo spedisce nel centro di raccolta di Bari o di altre località per spedirlo che era sua, le altre volte erano tutti in strada. Stranamente dico. Ma forse, benvenuto a Odorisio, non ce io credo, direttore, si ricorda quando doveva arrivare questo questore, io le dissi che a parte che era la persona più giovane che arrivava nella questura, lui se lo ricorda questa frase, ogni volta che mi vede mi dice lei mi ha detto che io sono il più giovane. Beh, in effetti signor questore, lei è il più giovane della questura di Pordenone ancora. Ma al di là della battuta, credo che l'ufficio, gli uffici che il questore Odorisio ha ricoperto, gli incarichi che ha ricoperto sono tutti incarichi operativi. Molte volte anche, vede, io mi lamento sempre che fanno magari nella nostra amministrazione, nella Polizia di Stato, parliamo della Polizia, ci fanno applicare delle norme o propongono delle cose che poi sulla strada è difficile da applicare, no? Vediamo dall'ultimo dal Taser come le ho fatto vedere l'altro giorno. Ecco, allora se le norme, le leggi le fanno chi è seduto al tavolo dietro una scrivania, mai più si potrà rendere conto di cosa succede effettivamente sulla strada. In questo caso è una lancia che non è che spezzo a favore del questore o dico che quelli di prima non hanno fatto, ma il problema è che magari lui ha sempre lavorato su un'attività di polizia giudiziaria e magari riesce a interpretare un cavillo, trovare un cavillo, qua abbiamo un avvocato, e quindi trovare quel cavillo dove che gli dia la possibilità di intervenire direttamente. Abbiamo visto non solo con gli emigrati ma anche con le chiusure dei locali. Lei l'ha ribadito più volte nel suo TG, la chiusura dei locali non è che il questore di prima però lui molto ovviamente ha superato, cioè ha interpretato quello che si poteva fare che la magistratura non avrebbe permesso di fare, direttore. Questo è. Allora lui dice io faccio quello che applico, quello che ho, che è del 1931. Ho parlato al questore, no, calma. È dal 1931. E lui ha detto guardi che io non ho fatto nulla di certo, è dal 1931 che c'è il libretto. In pratica bravo, quello che il testo unico prevede. Ecco. Se vede che gli altri non conosceva il testo unico. Oppure non erano abituati a essere in pratica queste cose. L'indiano che è stato pescato dopo non so quanti anni, che era stato condannato a tutto e continuava a rimanere qua, prese per l'orecchio, lui voleva fare l'indiano. Invece l'indiano ha trovato il cowboy e questo no, io alla gente interessa questo, è questo che noi guardiamo, questa sicurezza 100.000 poliziotti e 3.000 delinquenti, e non poter utilizzare questo sì, no, ma è vero direttore, io non è che sto contraddicendo, l'ho detto prima che arrivasse qua, è una persona capace perché ha lavorato sempre nell'attività di polizia giudiziaria e riesce a scavalcare quelle piccoli cavilli che sicuramente la magistratura è di fronte alla magistratura. Grazie Raffaele Padrone, grazie, ci vediamo la prossima settimana. Grazie, possiamo fare un augurio alla dottoressa e al signor prefetto Laganà che lascia il servizio con cui io ho lavorato e con piacere, insomma, spero che la sua carriera continui perché insomma è nelle condizioni, nelle capacità professionali di poterlo fare. Grazie a lei Padrone. Allora, 31 anni, si trova in terapia intensiva all'ospedale di Pordenone a seguito di un infortunio domestico.